Si è chiuso ieri sera al Teatro dell'Efebo il primo ciclo di spettacoli della stagione 2024 organizzato dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento. A terminare la rassegna del Teatro Classico e del Mito è stata Cocalos, un'interessante produzione dell'Associazione Centro Cultura Mediterranea diretta da Franco Sodano che con un uso originale di testi, recitati e inserimenti musicali ha portato in scena uno dei miti più antichi della Sicilia, quello di Cocalos, re dei Sicani, che nascose Dedalo dopo la sua fuga dalla condanna a morte di Minosse. Ottima la rappresentazione in scena delle figure principali del mito, impreziosite da una scenografia essenziale ma realistica e dalla recitazione dei componenti di un cast affiatato e convincente, applaudito dal numeroso pubblico presente al teatro. Dopo una pausa di qualche giorno, il Teatro dell'Efebo tornerà ad animarsi a partire dal prossimo 16 agosto con il primo degli 8 eventi della rassegna del teatro d'autore e musica, ovvero Rapsodia Pirandelliana, portata in scena dalla compagnia teatrale di Enzo Gambino. A seguire gli altri spettacoli: il 17 agosto La Verità, il 18 agosto Radici in Mare Aperto, il 23 agosto Love Morricone, il 24 agosto Il Cortile degli Aragonesi, il 25 agosto Ma Povera Italia, il 30 agosto San Galò Mano ai Carusi, l'8 settembre Treni del Sud, il 15 settembre infine il ritorno al Teatro Classico e del Mito con Icaro il Pensiero in Movimento, prodotto dall'agenzia Savatteri Spettacoli.